I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, ha assolto l'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi da ogni accusa e perché il fatto non sussiste, cancellata anche la residua condanna a 1 anno di reclusione per l'accusa di abuso di ufficio. In particolare, secondo i giudici della prima sezione penale presieduta da Giuseppe Milisenda Giambertoni, Dorsi non aveva documentato adeguatamente il fine istituzionale di diverse spese, qualcuna consumata anche in autogrill o in ristoranti, ma di basso importo, di cui aveva ottenuto il rimborso. Già in primo grado aveva ottenuto l'assoluzione di una trentina di capi di concussione, peculato e altri abusi di ufficio, di cui il procuratore generale Emanuele Ravaglioli in appello aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi. La sentenza di assoluzione era stata impugnata dall'ex procuratore aggiunto di Agrigento Ignazio Fonso e dal PM Carlo Cinque. I giudici invece hanno accolto le tesi dei suoi difensori, gli avvocati Daniela Posante e Giuseppe Scozzari, e lo hanno assolto da tutte le accuse. Era accusato di concussione dall'avere preteso di non pagare dei lavori di ristrutturazione della sua villa di Montaperto per un importo di 10.000 euro dall'imprenditore licatese Vincenzo Vecchio, la cui ditta era iscritta nella lista delle imprese di fiducia della provincia regionale di Agrigento. Il procuratore generale ha chiesto anche la condanna di Dorsi per peculato perché avrebbe sottratto alla provincia nel novembre del 2010 più volte le risorse lavorative dell'agronomo Giovanni Alletto, destinandolo alla messa a dimora di alcune palme all'interno della sua villa. Alletto aveva detto in aula di essere stato convocato all'esterno dell'ufficio da Dorsi per discutere di questioni lavorative. Cade anche l'unica condanna decisa in primo grado per Dorsi, 1 anno di reclusione per abuso d'ufficio, che si riferiva a non avere documentato adeguatamente il fine istituzionale di alcune spese. Infine, altre ipotesi di abuso di ufficio contestate scaturivano dall'aver affidato a professionisti esterni alcuni incarichi di frazionamento di immobili senza fare ricorso a personale dipendente. Viene assolto con la stessa formula anche il vice segretario dell'ente, il dottor Ignazio Gennaro, condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione per avere dato il via libera amministrativa al rimborso delle spese di Eugenio Dorsi. Per il procuratore generale il reato di abuso di ufficio era comunque prescritto. I suoi difensori, gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Giuseppe Crescimanno, avevano chiesto invece una soluzione nel merito.